Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Passa, passa. Amici di Scratch, che soddisfazione. Ma insomma, guarda che siamo arrivati a un finale di stagione strepitoso, cara Ilenia. Guarda che qua oggi c'è il pubblico delle grandi occasioni. Vabbè, ultimamente abbiamo veramente delle puntate molto affollate. Eh. Tra l'altro oggi abbiamo una tranche di medaglie, di maglie dei campionati italiani. La settimana prossima abbiamo un'altra tranche di persone che vengono da molto lontano, quindi avremo... insomma, Quanto mi fanno pena queste persone, c'ho tanta Fanno tanti tenerezza. chilometri. Fanno tanti chilometri in una trasmissione del buccicato che non ci guarda nessuno. Vabbè, ma se ci tengono, io li ho invitati e mi hanno detto ok, ci vediamo la settimana prossima. Mandiamogli un applauso di incoraggiamento perché Venite dovranno fare a il trovarci pieno la di settimana benzina, venire qua, rompersi le scatole. Comunque sta andando bene questa trasmissione, sai perché te lo dico? Perché non ci abbiamo critiche. Allora due sono le cose, o siamo bravissimi o veramente non ci guarda nessuno. Sì, può essere. Ridete pure forte, così vi sentono da casa, non vi preoccupate. Però io, siccome sono comodo, mi piace più la prima, cioè se ci guardano siamo bravi. Wow. Vado a morire. Poi dopo sai che io a Scorzè, che tra poco manderemo le immagini, ho fatto da cambio ruote, da cambio bici. La tua prima esperienza ai box. No, non è che- la prima, ne ho già fatte altre. Sì, però una è stata catastrofica perché sono caduta quando... No, ma anche un'altra, eravamo a Bolzano. Sempre con Raffaele Visinelli, me lo Bravissimo, ricordo, qualche anno bravissimo. fa. E non lo farò mai più. Perché hai preso tanta acqua. Perché qualcuno diceva, ma dove vai così vestito? Io dicevo, devo cambiare la bicicletta. Se non c'era il signor Valentini, che ringrazio, perché le buone persone del ciclocross, se osservi, esistono. Le persone che non parlano, non fanno gli sboroni, sono quelli che sono capaci soltanto di lavorare e zitti e produrre, fare cose. Mi ha dato una mano, ma dava la mano anche a quelli che poverini non avevano la persona che dava la bicicletta. Quindi questo dà la dimensione di quello che è stato il miracolo del Trofeo Triveneto e del Mastercross, ma ne parleremo. Un applauso, grazie. Come vi chiedo io. Abbiamo un parterre de roi. Intanto io proseguirei questo lungo applauso per Giacomo Salvador, poi ti farò piangere. Renato Longo, lei è un mito. Fategli un applauso. Il suo albo d'oro, 278 gare, ma più di tutti, una cosa incredibile. Sì, ma avevano altri Ho tempi. quelli capito, là. vabbè, ma io spero e mi auguro, caro signor Longo, che quei tempi tornino, perché le crisi, quando sono vere e quando la persona la crisi la sente ma vuole riemergere, e crea queste eccellenze, crea i veri campioni. Lei ne è un esempio. Ah, Quindi, senz'altro. quindi le Comunque faccio i speriamo nel futuro. speriamo nel futuro che le crisi portino grandi cose. Avevamo Ranzoi, Eh. che ha vinto un campionato del mondo. Sì, ne abbiamo E avuti l'ha tanti, vinto però da non ne abbiamo avuti grande. 5. 5 sono 5, e non so pochi. Come te, caro Maurizio Schiavon, noi abbiamo raccontato il Mastercross, il Trofeo Triveneto sotto l'effigie di Selle SMP, e non è che c'è un'appartenenza intanto perché ce l'hai una mano e quindi bisogna. Però oltre a quello mi piace pensare che tu sia stato uno di quegli sponsor che sia andato oltre le righe, hai fatto del bene quando c'è stato da fare del bene, non hai mai rotto le balle agli organizzatori. Quindi credo che questo sia il pregio principale, cara Elenio, di uno sponsor. Quindi fategli un applauso. Perché sei buono. Grazie. A te va sempre tutto bene e io sono contento. Enrico, il più sfigato tra parentesi, però il più tranquillo della partita. No, sei andato benissimo, stai andando bene sul Trofeo Triveneto, sul Mastercross e anche in ambito nazionale ti sei diviso molto bene. Sì, sono parzialmente soddisfatto del secondo posto, però comunque sia è stata una buona gara, senza gli incidenti meccanici magari avrei potuto magari mettere un po' di pressione in più a Bertolini. Dopo dire di vincere non è... Sei partito anche male ieri, cioè domenica, sei partito anche male. Ma volevo partire un po' più tranquillo perché comunque il percorso era impegnativo, però sì, gli imprevisti si sono fatti sentire, ma comunque
Ho difeso con i denti il secondo posto perché ormai era... Abbiamo visto tanta corsa, però questo è il ciclocross, Ilenia. Anche in questa gara di Scorzè, tu dici, a volte correre a piedi si guadagna. Sì, beh, abbiamo visto spesso appunto in alcune immagini di Scorzè dove appunto la scelta di correre a piedi, specialmente in un frangente di corsa, era favorevole piuttosto che cercare di stare lì con la bici, rischiare di rompere e quant'altro. Ma andiamo avanti tutto il treno, così Mandiamo poi dopo ci tutta la dedichiamo gara ai di nostri Scorzè, ospiti. quindi dalle categorie esordienti fino agli elite. Esordienti, allievi, perché erroneamente io sento non competono, non bisogna dare... No, che non competono. Cioè, No, ma io sento di quelle cose, posso sentirle. Anche io E lo ogni sento. tanto, no, competono, perché gli allievi, insomma, è una sana competizione, guai non ci fosse, perché sennò E io andremo a dico fare tutte le sempre che sforine. la gara degli allievi, continuerò a dirla, è stata quest'anno, in questa stagione, la gara allievi è stata la gara più bella da commentare. Più entusiasmante, via le immagini. le- Bene, immagini che arrivano da Scorzè, Venezia, penultima tappa del trofeo Triveneto di ciclocross, in compagnia della mia presenza e Ilenia Lazzaro, che insomma è reduce da tantissimi eventi. Ilenia, qua a Scorzè il fango non manca mai e quindi vi viene da dire che qua il ciclocross non viene tradito, nel senso che proprio questo è un percorso vero da ciclocross. Assolutamente, finalmente dopo tanta siccità è arrivata la pioggia, finalmente dico questo è un vero cross con il fango come deve essere, non, insomma gli altri percorsi del trofeo Triveneto sono stati molto belli, però la siccità non è il cross è il fango, freddo e fatica. Gara appunto quella degli esordienti al secondo anno che sembra una gara molto movimentata. Torcianti andremo a vedere se si confermerà, come nelle donne andremo a vedere se sarà Cristanello, sarà Faoro, sarà qualcun'altra. Ecco, adesso vediamo le donne esordienti, vediamo questo, al momento un incidente, vediamo il replay. Anche qua bisogna stare attenti nei percorsi, che le persone che non sono addette ai lavori, in questo caso abbiamo visto che Cristanello ha rischiato di farsi male e far male anche alla signora. Assolutamente, allora io sarei dell'idea che non bisogna essere molto fiscali su certe cose, però in alcune bisogna veramente non attraversare il percorso dove non si può neanche stare in mezzo alla strada, perché signora non è che tuo figlio è l'unico che sta correndo un gruppo, quindi puoi fare del male a dei ragazzi che dopo una settimana si giocano il campionato italiano. E così ci siamo anche tolti l'ultima telespettatrice, così almeno, no, però la sicurezza bisogna rispettarla assolutamente. Vediamo, cambio bici, qua oggi si è lavorato molto, poi dopo voglio parlare con te quando sarà la gara degli elite dell'importanza dei box. Qua vediamo un Davide De Pretto che a me piace tantissimo e sta crescendo. Ricordiamo che questo ragazzo ha avuto anche un piccolo incidente, sta tribolando l'ultimo mese e mezzo, l'ha passato mica tanto bene. Sì, è una gara un po' diversa oggi quella degli esordienti, perché abbiamo un Torcianti che è davanti, però dietro abbiamo sempre i classici Gallai e Cao, e si è inserito anche De Pretto che non ha fatto tantissime gare quest'anno, ma che ripeto sta andando molto bene. Già la Borghesi la vediamo già davanti per quanto riguarda le esordienti, intanto Lara che poi correrà fa il cambio box alla figlia, dietro la vediamo Emma Faoro che ha alternato prestazioni molto buone con prestazioni un po' più opache. La differenza forse secondo me è che questa ragazza è già formata per l'età che ha, mentre le altre sono ancora un po' non crude, ma diciamo sono ancora da formare, insomma anche la Cristanello stessa è più piccola. Hanno margini di miglioramento. Sì, sicuramente anche di crescita, possono anche alzarsi magari di 3 o 4 centimetri, questo farà la differenza. Torcianti nel frattempo è al comando, anche lui, ripeto, nell'ultimo periodo non è il Torcianti che prende e va e dà 10 minuti, anche se in questa gara diciamo abbiamo un Marco Cao, un Gallai e un De Pretto che insomma gli sono sotto, quindi attenzione anche in ottica campionato italiano. Certo, hai detto bene. Comunque il gap di Torcianti, come giustamente tu dicevi, si sta accorciando rispetto a Cao, rispetto anche a Davide De Pretto. È pur vero che questo è un percorso dove fa emergere le qualità del ciclocrossista vero e proprio. A me pare che Torcianti sia una via di mezzo, anzi forse un po' più biker che crossista. Mi piacerebbe vederlo poi quest'estate.
Beh, lui è un ragazzo che è cresciuto moltissimo nell'ultimo anno, non è l'ultimo arrivato ed è già un ragazzo formato anche lui perché comunque è già alto, ha già una struttura da atleta e sono curiosa a vederlo anch'io quest'estate. Intanto Lara Crestanello ha ripreso sia la Borghesi che Emma Foro che anche la Alice Capasso, quindi è un quartetto per quanto riguarda le donne esodette a secondo anno, mentre Torcianti via libera per lui in questo passaggio classico di Scorzè, quello dietro al cimitero con i fossetti da fare a piedi. Ecco, una riflessione mi piacerebbe farla, poi la faremo con Davide De Pretto e con casomai il DS. Filippo Zana arriva da questa società, da Pioniere Rocchette, un autentico fenomeno nel ciclocross, poi ha abbandonato. Ecco, mi piacerebbe fare più carriera, fare anche andare oltre gli junior. Intanto vediamo questo bello ruzzolone del Crestanello. Sì, è una società che ogni anno lavora molto molto bene, riesce a trovare degli atleti che vanno forte poi magari anche su strada e nel cross, quindi bisogna dargli atto che con 3 o 4 atleti anche quest'anno hanno raggiunto veramente dei bei traguardi. Nel frattempo lo vediamo la rimonta di De Pretto, quindi ragazzino che è completamente diverso, di struttura fisica molto piccolo, ancora assomiglia molto a Pippo Fontana se andiamo a vedere, rispetto magari a un Torcianti, che però veramente sta incanalando secondi dietro secondi e sta crescendo, quindi Torcianti lì davanti ha già un margine abbastanza ampio di vantaggio perché siamo sopra il minuto e in questa fase di gara, ma dietro attenzione perché la gara è sicuramente aperta. Ecco, non voglio dire che comunque qua ci sono i professionisti dei percorsi, perché comunque Scorzè ha una tradizione veramente, parliamo di 42 anni, quindi voglio dire esperienza iosa, bisogna saper prendere spunto e mi pare che tutto il trofeo Triveneto abbia comunque sfornato dei percorsi più che all'altezza. Assolutamente, percorsi quasi tutti, anzi tutti eccellenti. Scorzè quest'anno secondo me è ancora più bello degli ultimi anni, sono state fatte alcune modifiche, era più raccolto ma ha dato, con il doppio passaggio all'interno del campo di grano di mais, ha dato quello che è il cross vero. Nel frattempo succede le rotture, varie forature, quindi questo è anche il cross. La Giada Borghesi che oggi cerca di fare gara dura, lei che è longilinea e su questo tipo di percorsi, visto che le Borghesi come famiglia corrono anche a piedi durante l'anno, vanno sicuramente meglio. Hai parlato di famiglia, una famiglia votata allo sport, come si può compattare, come può anche essere veramente il primo nucleo politico di una società. È importante praticare sport e lo vediamo a tutti i livelli. Abbiamo visto Lara Crestanello è una Emma Faoro, leggermente opaca, però lei comunque nel Giro d'Italia di ciclocross ha avuto grandi soddisfazioni. Esatto, vincitrice dell'ultima tappa a Roma, ha vinto anche il Giro d'Italia. Nel frattempo lo vediamo, l'arrivo di Gabriele Torcianti, ennesima perla per lui, anche qui a Scorzè. Attendiamo per vedere il secondo posto bello e costante di Igor Gallai, insomma sorgente Pradipozzo, che ha fatto veramente molto bene con Gallai e Cao. È campione provinciale. Tra l'altro attendiamo il terzo posto di Davide De Pretto, in netta crescita questo ragazzo da tenere d'occhio in vista del campionato italiano. Eccolo qua Marco Cao, il campione regionale che appunto fa doppietta con Gallai per quanto riguarda la sorgente Pradipozzo. In quinta posizione Luca Malfatti del team Sud Tirol. Lara Crestanello riesce a staccare nel finale la Giada Borghesi, quindi anche vittoria ennesima anche questa per la Crestanello che nell'ultimo periodo veramente ha vinto quasi tutto. Seconda Giada un po' franta la vedo, Giada Borghesi, lo scricciolo trentino della Carraro Team, mentre in terza posizione dovrebbe esserci Emma Faoro, quindi ennesima buon piazzamento anche per Emma. Segue Alice Capasso e Arianna Daldin. Una Giada Borghesi che giustamente era un po' attapirata anche perché è stata in testa tutta quanta la gara, all'ultimo giro ha rotto la bicicletta e quindi ha dovuto fare gli straordinari e cambiarla. Adesso qua sono i podi con le premiazioni, chiaramente Gabriele Torcianti veste sempre la maglia del trofeo Triveneto, così come la Giada Borghesi e la Crestanello vincitrice insieme a una Emma Faoro che ha vinto il Giro d'Italia del ciclocross. Sì, ho fatto molta fatica a prendere questa maglia perché nei primi giri avevo freno che toccava la ruota, però dopo ho cambiato bici e sono riuscito a rimontare. Sotto le vacanze di Natale ero stato un po' male, ho avuto un po' di febbre, non ero stato benissimo e ho faticato un po' quei giorni. Oggi la forma è tornata e stavo molto bene. Sì, il primo giro ho fatto un po' di fatica, dopo gli altri giri sono andati sempre crescendo e l'ultimo giro sono riuscita a recuperare sulla Giada e è andata bene così. Seconda gara di giornata, qua ci sono gli allievi, come dici tu spesso, cara Elenia, è
La gara che ha dato più soddisfazione a livello anche di pathos, di emotività, di adrenalina, sono stati grandi interpreti, non soltanto nella fascia, diciamo così, del secondo anno, ma anche hanno interpretato bene le donne. Assolutamente, gara secondo me la più bella di quest'anno è quella degli allievi, specialmente al maschile. Nel femminile c'è stato anche un turnover, perché è vero, abbiamo un Filippo Fontana che praticamente ha vinto quasi tutto tranne una gara a cui ha partecipato, e dietro però avevamo degli atleti di ottimo livello che stanno crescendo. Parlo di Tommaso Dalla Valle, parlo di Ceolin, che appunto ha vinto il Giro d'Italia, Tommaso Dalla Valle ha vinto l'ultima tappa a Roma, parlo di De Piaz, quindi avevamo 4-5 atleti che potevano giocarsela e rendere veramente vita dura a Pippo Fontana. Anche qui volevo fare un discorso sugli allievi al secondo anno, nel frattempo li vediamo, sono partiti assieme agli allievi al primo anno. Bisognerà vedere il prossimo anno, perché Ceolin e Dalla Valle sono cresciuti in ambito proprio, hanno già ultimato secondo me la loro crescita. Pippo Fontana invece, a differenza ad esempio di Carpene, è rimasto ancora anche con l'altezza dell'anno scorso, quindi sicuramente dovrà fare una crescita. Andremo a vedere poi se questa crescita andrà a modificare anche la sua propensione, perché in questo momento, nonostante è piccolo e magro, esprime già molta potenza e molto wattaggio. Per gli allievi al primo anno invece abbiamo un Chiandussi che si sta riprendendo dalla stagione sfortunata che ha avuto, un Uez che nell'ultimo periodo ha avuto qualche problema, Buratti, Caruzzi, che sono i classici che abbiamo sempre nel trofeo, e un Luca Saligari che ogni tanto viene del Melavì Focus Bike, viene e fa bene, quindi anche in ottica di classifiche insomma bisogna anche un po' tenere d'occhio. Stessa cosa per le donne allieve, perché abbiamo la Pola, la Pagotto, la Zontoni, la Pozzobon, che diciamo in questo momento, abbiamo visto anche la Marina Guadagnini, in questo momento sono tutte attaccate. Ecco, abbiamo detto gli straordinari per quanto riguardava il cambio ruote. Guardando e stando chiaramente nel mondo del ciclocross e non stando a casa, oppure per via telefono ti arrivano i messaggini oppure le immagini, bisogna capire il ruolo fondamentale di questo momento. È un momento topico ed è un momento con il quale chi è attento riesce anche a vedere chi sa pedalare meglio, chi sporca meno la bicicletta. Anche questa è diciamo così, è un'eccellenza in più che riguarda alcuni corridori. Ci sono alcuni corridori che sporcano di più e rompono più frequentemente. Anche questo vuol dire avere le doti un po' del campione. Sono d'accordo, perché io sono dell'idea che la sfortuna può esserci 1-2 volte. Quando poi ci sono atleti che rompono molto è perché hanno una guida molto virulenta, non hanno una guida pulita, magari osano troppo con il pompaggio delle gomme, sono troppo poco gonfie o troppo, quindi possono cadere, possono rompere e quant'altro. Il ruolo dei box è assolutamente fondamentale e bisogna dare atto a tutte le persone che stanno nei box, che si infangano, che devono essere veloci, perché comunque le idropulitrici non è che ce n'è una per ogni atleta, bisogna anche darsi il cambio, quindi diciamo che il ruolo dei box è fondamentale. In questa gara dove c'era fango era necessario cambiare spesso, perché sennò si rischiava di rompere il cambio. Una considerazione va fatta, e credo forse dirò una banalità, Elenia, ma tu mi dovrai aiutare perché tu sei anche atleta. Mi è piaciuto questo cambio, questo box che era uno speculare all'altro, quindi credo che anche per una sorta di democrazia della fortuna, ecco, sia stato qualcosa di importante, perché vedere dei box uno non speculare all'altro crea degli incidenti che a volte può sfavorire questo o quell'atleta. Questo ci ha dato ragione la federazione, perché si è adeguata al ranking o al regolamento dell'UCI. In UCI c'è un box unico che è doppio, e quindi anche in Italia con la federazione si è arrivati a un box unico, doppio e speculare. Questo perché? Perché anni fa, quando ho cominciato a correre io, addirittura non c'erano i box, si poteva cambiare dove si voleva, c'era gente che aveva anche 4 biciclette, aveva la persona che ti seguiva sul percorso e cambiava, e questo non era democratico, perché il box speculare invece dà la possibilità, se uno poveretto non ha nessuno che gli tiene la bici, la mette là, però almeno sa di avere un supporto, e questo parlo anche specialmente per le categorie amatoriali magari. Sicuramente è importante, dà la possibilità tra l'altro di avere una gara che è equa e di non avere appunto dei favoritismi in base a uno che magari ha 3 biciclette piuttosto che uno che ne ha una sola, insomma. E ci sta anche questo, e poi ho visto cose bellissime anche di gente che era là e poi alla bicicletta a questo o a quel ciclista che non aveva il secondo, per cui questo fa parte un po', diciamo così, della familiarità
del ciclocross, del Trofeo Triveneto e del Mastercross. Un'Ilaria Pola esagerata, quest'anno è cresciuta molto nel finale di stagione. Sì, è cresciuta bene, intanto davanti però avevamo ancora l'Asia Zontone, Pola appunto dietro che inseguiva e una Gaia Pagotto. Attenzione anche alla Pagotto perché anche lei ha fatto delle ottime prestazioni anche al Giro d'Italia. Abbiamo visto anche la Gaia Masetti della Valcar, una ragazza lombarda che nell'ultimo periodo ha scelto le gare del Trofeo Triveneto per affinare la preparazione in vista dei campionati italiani, mentre tra gli allievi abbiamo visto con Fontana davanti, dietro De Piaz, Dalla Valle e Cover che inseguono. Luca Saligari con Michele Chiandussi, avevamo visto prima Chiandussi poi Saligari, per quanto riguarda gli allievi al primo anno. Benissimo, e qua vediamo chiaramente la Asia Zontone che si sta veramente appropriando di questa gara, mentre una Pola è un po' in difficoltà in questo fango, che era un fango compatto, non dava tanto fastidio. Sì, non è in difficoltà perché lei va più forte della Zontone a piedi e quindi si vede perché in questo momento sta quasi per prendere Asia Zontone che ha deciso di fare questo tratto in bicicletta mentre loro hanno deciso di scendere bici in spalla. Pippo Fontana nel frattempo appunto è sempre lì davanti bello tranquillo, diciamo che dipende un po' dalla tipologia dell'atleta, ecco. Intanto vediamo l'arrivo di Filippo Fontana che va a vincere anche questa tappa, quindi Pippo Fontana va a vincere lo attendiamo il secondo posto di Marco De Piaz a 36 secondi, quindi Tommaso Dalla Valle in terza posizione. Attenzione perché 36 secondi sono niente, quindi c'è una lotta veramente aperta. Dalla Valle che precede Leonardo Cover e Federico Ceolin, quindi in questo momento diciamo che i top 5 italiani sono tutti in questo ordine d'arrivo. Per quanto riguarda gli allievi al primo anno andremo a vedere se sarà Chiandussi o sarà Saligari. È Luca Saligari che riesce a passare nel finale Michele Chiandussi, quindi ottimo rientro anche del ragazzo del Trentino Cross, Chiandussi in seconda posizione, quindi Nicolò Buratti in terza e Nicolas Caruzzi in quarta. Un saluto anche a Samuele Carpene che quest'anno non ha avuto una grande stagione, ma lo sappiamo, lui è un cavallo di razza, sono convinta che il prossimo anno farà molto bene, mentre Ilaria Polla riesce a vincere per quanto riguarda le donne allieve su Gaia Pagotto, la ragazza del Libertas di Scorzè, quindi ragazza che corre praticamente in casa, con la quale è la nuova anche campionessa provinciale per quanto riguarda Venezia. Quindi Asia Zontone, Beatrice Pozzobon e Denise Pauletto. Benissimo, e tra poco vedremo chiaramente i podi con le vestizioni delle maglie. Un saluto va particolare a Bonato perché era là il presidente del comparto provinciale di Venezia per far indossare le maglie per quanto riguarda il campionato provinciale. Un Giacomo Salvadori insieme ai federali, non soltanto dell'Umbria, sono arrivati un po' dappertutto, qua anche il sindaco di San Fior, quindi maglie e podi, e adesso un po' di interviste per quanto riguarda questa gara dedicata agli allievi. E ho provato a scappare il penultimo giro e sono riuscito. È la prima tua vittoria o sbaglio? Sì. Beh, a chi la dedichi? Ma la dedico alla squadra, al mio allenatore, alla mia famiglia. E a me no. Un po' sì. Ilaria, io sono contento. Tu a Natale e tra Natale e Capodanno devi aver mangiato tanti pizzoccheri. Oggi una bella vittoria quasi inaspettata. Sì, tutto merito dei pizzoccheri. No, sono aspettata perché non pensavo di recuperare all'ultimo giro. Poi ho visto che verso la fine stavo recuperando la prima e ce l'ho messa tutta e sono felicissima. Complimenti. Grazie. Gara questa degli juniores, la più affollata. Prima abbiamo visto l'intervista muta a oramai il trio ad un attapiratissimo Tommaso della Valle e un sempre più leader Fontana. Però questi ragazzi si stanno divertendo con noi e a noi questo fa tanto piacere. Queste sono immagini che comprendono le donne. C'eri anche te tra il lotto delle partecipanti con un osso duro che è questa Chiara Selva, che insomma sta andando via veramente alla grande. Ricordiamo comunque Ilenia, hai partorito, hai avuto
un periodo tremendo tra influenze, bronchite e quant'altro. Lo so soltanto io, quando siano dei bambini che vanno all'asilo nido, quanti potranno dire in questo momento davanti ai teleschermi parole sante, perché quando il bambino di 2, 3 mesi, 4, 5 fino all'anno portano a casa la bomba atomica di Hiroshima, non c'è niente da fare, quindi complimenti a te, e per questo ti ho voluto qua, perché tu sai esattamente capire quello che è il momento della gara. Io prima erroneamente dicevo una Pola in difficoltà, perché uno che non sa niente di ciclocross come me, se vede con la bicicletta in spalla dice è in difficoltà. Tu hai detto no, piano, c'è anche da correre. A parte gli scherzi, questo vuol dire. Beh, io ho sempre avuto la possibilità di avere la fortuna e anche la grinta forse di vedere le cose da dentro, quindi riesco a vedere la gara com'è, non la vedo da fuori, non la vedo dalla televisione, la vedo da dentro, mi prendo le mie critiche, però so quello che dico quando appunto do qualche giudizio anche tecnico. Intanto gara juniores, qui mi preme dire una cosa, attenzione a Jacob Dorigoni che è rientrato dopo, ricordiamo, una stagione sfortunatissima perché si è rotto la clavicola, è stato fermo tantissimo, fino al 15 di dicembre non si è neanche allenato, quindi è rientrato molto molto forte, ha vinto anche al Giro d'Italia le capannelle, quindi veramente attenzione a Dorigoni che non è una scoperta ma è un ragazzo che va forte. Detto questo, abbiamo un Bassani che sta andando bene, abbiamo anche, attenzione perché Pozzato è cresciuto tantissimo, intanto lo vediamo Michele Bassani al cambio con Jacob Dorigoni in maglia tricolore subito dietro, quindi attenzione perché ne sarà una bella lotta. In terza posizione Christian Brocchi, un ragazzo che ha cominciato a correre da pochino, dai 2-3 anni, però i ragazzi dell'Elba, capitanati anche da Enrico, vengono spesso a fare test qui al Trofeo Triveneto e secondo me è un ragazzo che sta crescendo molto molto bene. Gara donne, parte già Alice Maria Arzuffi, diciamo che era la pronosticata, tra l'altro oggi mancava anche Anna Oberparleit, mi sarebbe piaciuto vedere un po' una lotta fra lei e la Arzuffi in questo terreno, ma Anna ha deciso di prepararsi bene per l'italiano e di fare anche una settimana di recupero. Dietro la vediamo Giovanna Micheletto con Elena Leonardi, mentre intravediamo già il primo della fascia 2 che è Flavio Zoppas in questo momento, quindi Flavio Zoppas, anche lui stagione della fascia 2 che è stata una gara molto molto combattuta tutto l'anno, avevamo un Mariuzzo che andava forte, avevamo Zoppas dal grande che lo ricordiamo ha avuto tutti questi problemi tra il lutto e poi l'influenza, ma Beppo è sempre Beppo, mentre per quanto riguarda, abbiamo visto le master, abbiamo una Chiara Selva già davanti con Paola Magnago, Laura Torresani e poi ci sono io, quindi questo è poi il tutto della gara amatoriale. Ecco, tu parlavi di Zoppas, oggi ho avuto un cliente un'altra volta ostico, per cui vuol dire che sulla fascia 2 non c'è più l'egemonia Zoppas dal grande, qua c'è una ragazza che è la Baroni, che a detta di quello che posso dire io ancora con le prime gare, tu dicevi attenzione alla Baroni perché questa qua non scherza. Beh, Francesca Baroni non è l'ultima arrivata, è una ragazza che ha collezionato tantissimi podi anche in ambito mountain bike, tantissimi podi in ambito strada, una ragazza molto brava, è cresciuta tantissimo, io mi ricordo la prima volta che l'abbiamo intervistata all'Ives che era mi pare esordiente, quindi è cresciuta tantissimo ed è una delle ragazze che quest'anno ha dato il filo da torcere alla Casasola. Io sono convinta che è una ragazza che ha un margine di crescita enorme e ha una storia bellissima e spero che prima o dopo venga in trasmissione a raccontarcela. Intanto la lotta Bassani-Dorigoni è il leitmotiv della giornata, quindi e ci sta anche qualcuno che poi è a piedi perché ha forato, in questo caso ha forato, mentre Chiara Selva nettamente al comando per quanto riguarda Donne Master. Alice Maria Arzuffi la vediamo molto potente nei tratti da fare a piedi e però anche potente quando c'è da spingere. Un cadeau anche a Francesca Selva. Francesca, continua così perché insomma hai fatto la tua stagione onerosa, molto bella e tra l'altro sei anche molto brava dietro alla macchina fotografica. Sì, infatti, e poi dopo l'abbiamo un po' caldeggiata anche lo scorso anno, ha avuto una storia anche lei particolare, non volevano farla correre, ma ce ne sono tanti. Bassani e lo stesso Pozzato hanno trovato un accasamento in società dove vedono la multidisciplina non come il foruncolo negli occhi. Intanto vediamo un grande Bassani. Bassani che riesce a vincere questa tappa del trofeo, in seconda posizione Jacob Dorigoni a 48 secondi, ma attenzione perché il ragazzo sta crescendo, ricordiamo è proprio alle prime corse dopo il rientro, ha tempo anche di fare la
derapata. In terza posizione Cristian Brocchi, Erba Bike, quindi è bravissimo questo ragazzo, che precede Matteo Vidoni e Andrea Pozzato, che oggi ho visto un po' in difficoltà in questo terreno pesante. Quindi ricordiamo, prima fango vero della stagione, quindi vero cross. Sicuramente se avesse piovuto durante la stagione sarebbe stato un po' diverso. Alice Maria Arzuffi, che va a vincere senza nessun tipo di problema, unica che ha fatto giri pieni. In seconda posizione le donne open Francesca Cauzzi, che però è a un giro, quindi Elena Leonardi, Giulia Dal Pozzo. Ricordiamo che in questa gara le donne non hanno fatto i giri pieni, ma hanno seguito l'andamento dei juniores. Sara Casasola va a vincere su Allegra Maria Arzuffi e Francesca Lironi. In quarta posizione Allanelli Russi per quanto riguarda le donne junior, quindi gara apertissima anche per quanto riguarda i campionati italiani, quindi attenzione a queste ragazze. Mentre fascia 2 l'abbiamo vista una novità, perché è andato a vincere Remo Bardelli con un atleta dell'Axi che batte Flavio Zoppas e Sergio Giuseppin. Per quanto riguarda gli amatori della fascia 3 abbiamo Renzo Valentini, nel frattempo lo vediamo anche Sergio Giuseppin, sempre molto costante Giuseppin nel proseguo. Renzo Valentini che va a vincere la fascia 3 su Michele Feltre e Maurizio Busato, anche qui indicazioni pesanti per l'italiano. Netto dominio tra le donne master di Chiara Selva, che va a battere, mi preme dirlo perché ha fatto un recupero molto molto ampio nel finale, Lara Torresani, autrice del miglior giro, quindi giro più veloce, e in terza posizione Paola Maniago. Benissimo, tra poco vedremo i vari podi di giornata. Ricordiamo che questa è la gara più affollata, tant'è vero che come folla c'era anche Ilenia Lazzaro che taglia il traguardo. Un Giacomo Salvador che si appresta per mettere le maglie di leader di classifica. Qua vediamo Andrea Pozzato che dovrebbe conservare la maglia, starà lui a Vittorio Veneto, la Sara Casasola con un'ottima Baroni, Alice Maria Arzuffi, molto importante la sua presenza, e queste sono tutte le fasce amatoriali, chiaramente con Zoppas che veste la maglia di leader del Trofeo Triveneto. Adesso chiaramente passiamo a un'altra gara. Gara che conclude la giornata di Scorzè con questo pallido sole, ma insomma tanto incoraggiante. Partono gli Elite Under 23 e chiaramente la fascia 1 con Vogrig e Del Riccio che ci hanno fatto insognare quest'anno nel tutto il lungo periodo del Trofeo Triveneto. Qua chiaramente abbiamo anche Enrico Franzoi che ha preso gusto a venire a trovare gli amici del Triveneto con un Colledani, e qua abbiamo chiaramente il Corpo Forestale che si sa stanno facendo tanto penare le comparsate di Franzoi, perché quando si mettono a fare il gioco di squadra sono dei grandissimi, però oggi in questo caso il gioco di squadra non credo si possa fare. Beh, qui bisogna vedere, perché qui abbiamo un Tabacchi che è risaputo che va molto molto forte a piedi, però abbiamo un Franzoi che quest'anno è veramente rinato. Mi piace vedere un Enrico molto tranquillo, molto sereno, molto motivato, che si diverte in bicicletta. Quindi andremo a vedere cosa succederà. Nadir Colledani in questo momento può lottare con i primi Open, ma non è ancora così forte da batterli, secondo me. Quindi non è come Gioele Bertolini, ma sta crescendo anche lui molto molto bene. E detto bene che i forestali, quando ci sono un osso duro, e questo è successo sia in mountain bike, perché a Gorizia hanno fatto fuori Marco Aurelio Fontana, sia appunto nel ciclocross, come è successo nelle ultime gare. Detto questo, è un quartetto perché abbiamo Braidot, Tabacchi con Nadir Colledani e Franzoi, un po' più staccato Marco Ponta. Due parole su Marco Ponta. Secondo me ha trovato la sua dimensione, ha cominciato a lavorare, quindi ha capito un po' la differenza anche dell'allenamento, che deve essere un po' diverso, e pian pianino si sta ritagliando i suoi spazi. Secondo me farà molto bene il prossimo anno, che si è un po' ridimensionato. Abbiamo visto già, per quanto riguarda gli amatori della fascia 1, Carmine Del Riccio, però attenzione perché anche qua abbiamo degli atleti dell'Axi, che è Davide Montanari, che non è l'ultimo arrivato, ma è un ragazzo che nell'Axi vince molto spesso ed ha anche un bel livello, mentre davanti Franzoi con Tabacchi e Nadir Colledani. Già un po' più staccato lo vediamo Braidot. Sono 20 anni, raccontiamo il ciclocross, e tante volte tu mi dicevi anche qualche anno fa bisogna sporcarsi i piedi, bisogna sporcarsi le scarpe nel ciclocross per capire esattamente come sono le varie metodiche, perché è complicato come sport se non sai interpretarlo, se non sai raccontarlo. Ecco, stando ai box, l'abbiamo detto in precedenza, io ogni tanto mi presto, e qua mi sono prestato per Carmine Del Riccio, ho potuto vedere
tutte le varie alchimie. Insomma, uno come Franzoi cambiava la bicicletta ogni mezzo giro se la poteva, invece un Carmine Del Riccio che aveva la bicicletta quasi sempre pulita. Prima ti ho fatto la domanda e tu hai risposto sì, la fortuna a volte c'è e a volte non c'è, però bisogna anche saper guidare. Allora io da profano dico, ma come si fa a evitare il fango? Oppure c'è un modo per essere più leggeri, quindi andare a premere meno su quello che è la forza di gravità tra la ruota e i cambi e quindi il fango? Allora, intanto se vai forte il fango non lo tiri su. Tra l'altro Del Riccio, una cosa tecnica, non ha neanche i freni a disco, ha i cantilever, quindi se avessi i freni a disco tirerebbe su ancora meno fango. Ma oltre a questo, se tu vai molto forte, plani sul fango, è ovvio che se vai piano lo tiri su. Poi ci sta un Tabacchi che corre molto forte, magari affronta dei pezzi, a parte che qui eravamo verso la fine della giornata, c'è stato il sole quindi ha asciugato molto, però anche loro non facevano tutto in bici, forse certi tratti evitavano e tiravano su bici in spalla come è di consueto, insomma. Ma uno come Carmine che va comunque forte non tira su tanto fango. Quando invece c'è una guida sporca, che vuol dire andare anche a trovare delle traiettorie sbagliate, si rischia anche di forare, si rischia di rompere. Poi vabbè, la sfortuna c'è, però bisogna anche un po', poi dipende anche che meccanici hai, perché insomma io posso dire che se è uno tipo Enrico Pengo che è 30 anni che incolla tubolari, è raro che scolli. Sento dei meccanici che incollano i tubolari col biadesivo, è normale, la prima curva fatta male va fuori il tubolare, insomma. Tanto vediamo Del Riccio al comando per quanto riguarda gli amatori della fascia 1. E quindi vuol dire tanto anche stare nei box e poter capire le gare. Tu adesso andrai a commentare anche l'ultima prova di Coppa del Mondo, le ultime due, poi dopo ci sarà il mondiale e quindi anche la gente apprezzerà i consigli. In questo momento siamo quasi sulle parti finali di questa bella gara, quindi consigli utili anche per coloro che non sanno cosa sia il ciclocross, ma se spiegato possono appassionarsi. Intanto tanta gente. Tanta gente, intanto Mirko Tabacchi nel finale ha dato un'accelerata e è riuscito a staccare Enrico Franzoi, quindi come a Carmignano è lo stesso ordine d'arrivo. Tabacchi, Franzoi, in terza posizione Luca Braidot, intanto Carmine Del Riccio, quarto assoluto, vince tra gli amatori della fascia 1, quindi Del Riccio sempre più forte. Intanto lo vediamo anche Nadir Coledani con Luca Braidot, Coledani che vince appunto per quanto riguarda la categoria Under 23. Segue Pettina, segue un Daniel Smarzaro, un cadeau anche per Moreno, Perizzone e Iari Cisotto, che Cisotto non sta passando un bel momento di salute, ma sono convinta che si riprenderà. Via alle interviste. Mirko, io ho l'impressione che tu abbia una gamba eccezionale in queste ultime comparsate, però è temibile sempre Franzoi perché non sai mai cosa ti riserverà. Beh sì, Franzoi è famoso per la sua gamba, cioè ha una forza che non si vede spesso. Ma io devo dire che ultimamente mi pare di star bene, i risultati sono buoni, quindi vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, soprattutto domenica prossima e basta, dai, io ce la metterò tutta, poi quello che salterà fuori si vedrà, insomma. Auguri. Grazie.
Grazie, gentile pubblico di Scratch, quello qua in studio e quello numeroso a casa. Veramente ringrazio tutti quelli che ci hanno tenuto compagnia, quest'anno non abbiamo mai avuto sosta e quindi questo ha anche premiato. Speriamo di avere qua anche Zappa Cenere, perché lui quest'anno farà dei prodotti veramente eccezionali, come d'altronde è stato quest'anno, con varie esclusive. E quindi tutto questo ci ha portato buono. Ma facciamo un passo indietro, abbiamo visto Scorzè, abbiamo visto chiaramente che coloro che si dovevano giocare i campionati italiani più o meno sono qua. Quest'anno devo dire è stata una stagione veramente fantastica, ho dato il meglio di me e è andato tutto bene. Ovvio ci sono state certe gare dove Tommaso e Federico Ciolin, come tanti altri, mi hanno dato del filo da torcere, però alla fine sono andato sempre bene per ora, quindi non ho niente da dire. C'è un'immagine che ho visto, insomma, il podio dei primi tre, molto commovente, non c'era cattiveria e invidia tra di voi e questo è per me qualcosa che ogni volta mi piace impararlo, perché non me lo voglio mai dimenticare. Questa cosa bella che noi adulti abbiamo un po' perduto, quindi vi faccio i complimenti, perché è stata un'immagine catturata, non so chi l'abbia fatta, però insomma ha espresso bene quello che è il vostro trend, il vostro percorso fin qui fatto. E quindi cos'è che ti ha diciamo arricchito in questo anno con questo trofeo Triveneto che ti ha portato chiaramente ad essere laureato campione italiano? Per me è sempre bello comunque, soprattutto la gara, ma anche dopo gara guardare le categorie le categorie dopo con gli amici, commentare, stare insieme, è quello soprattutto il bello del ciclocross secondo me. Tommaso, tu sei un ragazzo che non voglio dire che ti conosco, io conosco la tua famiglia, tuo nonno da 40 anni, da una vita, e so che sei un bravo ragazzo, ma un bravo ragazzo che mi piace a me, non i scemi, non che vivono sulle nuvole. Sei uno che sa esattamente come va anche la vita. E la stessa domanda che faccio a te è quella che ho fatto a lui, insomma, avete dimostrato di avere un gruppo che non usavate i telefonini per parlare, quando siete sui campi di cross vi guardate in faccia, ancora parlate. Beh sì, noi alle gare ci divertiamo, siamo tutti come una grande famiglia, siamo sempre insieme, ridiamo, scherziamo, è giusto anche così. Ma ti piace più il ciclocross per questo rispetto alla strada? Perché la strada mi pare che sia un po' più, diciamo così, impermeabile ai sentimenti. Si fa la gara, poi ognuno per sé. Beh sì, è più dispersiva la strada perché finita la gara si fanno le premiazioni e dopo si va tutti a casa. Mentre col cross, finite le gare, si sta là, si fa gli altri corridori, quelli più grandi, e si impara guardando anche quelli più vecchi. E le famiglie che preparano pure da mangiare, io ho visto di quelle cose memorabili soltanto in Italia. Penso che la griglia della sorgente Pala di Pozzo sia la griglia più ambita. Io continuavo a passarla davanti come un mendicante. Cioè, chissà che mi Fategli offrono... una bistecca della Gesi domenica. Facevo anche l'occhio languido, facevo. No, ma queste sono cose... Allora quando mi vengono a dire, Maurizio, il ciclismo del nord, è vero che c'è il ciclismo... Ma il ciclismo italiano è anche questo. È nostrano. È nostrano, le bruschette. Ma chi è che si sogna di portare la griglia e 25 pollastri? Ma Guarda, non esiste. Con ciò che mi è stato offerto potrei vivere una settimana serenamente. Ma è vero, ma questa è l'italianità. Sì, caro Enrico, tu andavi pure all'estero, ma queste cose qua le vedi soltanto qua, All'estero anche là fanno festa in maniera differente. Fanno mega capannoni, no? Sì, la nostra festa era sempre la nostra festa. Beh, certo, sempre bello. Immagino. Invece un altro ragazzo che mi piacerebbe capire sei tu, Davide, perché noi ancora nelle prime uscite dicevamo sto ragazzo qua c'ha dei numeri. Attenzione. E secondo me, e non so se secondo lei se mi dà ragione, ma credo di no, perché lei è sempre contraria di non è detto, dai, Argini. Tu hai dei margini di crescita, credo esponenzialmente superiori a tutti. Quindi sai, ci tieni a fare ciclocross. Sai che sei forte? Sì. Prendi il microfono vicino. Sì, e guarda quei brutti signori là. Va. È uno sport molto bello perché a me piace tanto il fango e... Sì, ma come fa a piacerti il fango? Fategli un applauso. Come fa a piacerti il fango? Ninì. E anche cioè, il fango ti piace? E dopo anche tutti i percorsi che fanno le varie società, molto tecnici.
Tu nella tua squadra, proprio più grande di te, c'era un certo Filippo Zana. Sì. L'hai conosciuto? Sì, sì. Era forte come ciclocrossista. Sì. Porti il tuo microfono al suo DS, così lo sentiamo. Alzati in piedi, tu ti siedi così ti prendi la telecamera, quella lì sopra il casco di quel signore. No, Filippo Zana era un fenomeno, ragazzi. Sì, diciamo che era un bel corridore, sicuramente, come può essere Filippo Fontana, come Tommaso Dalla Valle, sono tutti bei ragazzi che comunque sanno guidare molto bene. E come mai quest'anno niente? Ci avete più la Purtroppo il ciclismo italiano, quando si passa di categorie più avanti verso i juniores, dilettanti, professionisti, è sempre più difficile che gli allenatori o le squadre concedano di fare cross. E io continuo a dire che poi da là si crea una sorta di estensione del ciclismo e tanti sono disoccupati, ci sono delle compravendite strane. Mi dispiace anche perché nel ciclocross potevano trovare un accasamento. Sì, sicuramente dopo sono scelte che devono fare i ragazzi insieme ai genitori, che soprattutto da juniors così, e quindi prima di sentire la Crestanello, qua ti entri un po' in campo tu che sei uno sponsor, quindi sei il prototipo di colui che deve vedere lungo anche, perché dice c'ho una fabbrica, c'ho delle famiglie, voglio vendere di più, voglio rilanciare il mio brand, giustamente. Tanti stanno cominciando a capire che forse nel ciclocross c'è anche un momento in cui quel corridore potrebbe fare delle cose superiori e quindi diventare anche una sorta di ambasciatore del tuo marchio. Sì, questo è vero. Non però sempre va bene. Non sempre va bene, alle volte va male, non importa. L'importante è che vada bene nel complesso. Però questo sicuramente sì. E quel che secondo me è valido è che comunque il ciclocross può essere anche un ottimo trampolino di lancio, perché si vedono delle doti negli atleti che generalmente magari non si vedono sulla strada. Cioè, sembra quasi che l'atleta sia quasi poliedrico, quindi questa è una bella cosa. E penso che i DS dovrebbero tenerne bene in conto. Molto forse dovrebbero avere meno pressioni da parte degli sponsor a questo punto. Non vedo neanche, secondo me non è una questione di sponsor, è una proprio moda. una questione di mentalità di società, come diceva appunto Paolo. Abbiamo visto, abbiamo detto, non ho fatto nomi, ma abbiamo visto le mancanze di quest'anno, chi era assente. Qualcuno, insomma, qualche atleta che era assente quest'anno non era assente perché lui non voleva fare cross o lei non voleva fare cross. Era assente perché gli hanno imposto tu non fai cross. Gioco forza, però dall'altra parte abbiamo visto una Sofia Begin che per preparare la stagione su strada è venuta a fare qualche gara, non ha partecipato all'italiano e mi dispiace perché secondo me nelle under forse il terzo posto anche lo prendeva, secondo me. C'è stata una Cauz però, C'è stata la Cauz che è venuta a fare qualche gara, poi è stata male, non ha potuto partecipare all'italiano, ma se no partecipava, quindi il fatto che abbiamo una controtendenza, da una parte abbiamo degli atleti che mollano, ma non per colpa loro, per colpa di mentalità ottuse, e continuo a dirlo, dall'altra parte invece abbiamo dei tecnici che investono nel ciclocross. E si depotenzia però comunque un sistema. Quello sicuro, perché se ci fosse sicuramente anche un introito diverso di numeri, anche di eccellenze, avremo anche altro anche da commentare. Se io avessi qua una fessa, non gliela farei questa domanda, ma siccome ti ritengo anche molto intelligente, tu stai andando a fare dei commenti di Coppa del Mondo. E hai chiaramente il polso della situazione di coloro che comunque guardano. Tu mi dicevi che sul Bike Channel il ciclocross non è mai stato considerato perché è stata una scoperta nuova. È stata fatta quest'anno E avete fatto una riunione che nell'ultima tappa avete avuto un botto di ascolti, per cui voglio dire, non stiamo a guardare i 40, i 50, i numeri a me stanno sulle palle, perché ci sono numeri buoni e numeri cattivi. Se 200.000 persone mi guardano e sono 200.000 celebrolesi o deficienti, scusami, preferisco pochi ma buoni, che crea la massa critica. Quindi lo capiscono anche i media, quelli che vogliono fare le cose fatte bene, però, intendiamoci. A quello sicuramente. Poi tra l'altro secondo me il ciclocross, per analizzare il ciclocross bisogna vedere quello che succede fuori. Quando gli Stati Uniti fanno una diretta su YouTube che è vista da milioni di persone
ed è stata vista da milioni di persone. L'ho visto anche io. E gli Stati Uniti sono comunque quelli che hanno inventato il cross moderno, quello veloce, perché è vero il cross del nord, però è anche vero che il business che si sta Sì, ma creando... lì la Compton guadagna anche soldi. Sì, ma non è un caso che la Mania, ad esempio, ha fatto tutta la stagione in America, perché lei si è pagata praticamente, penso, tutto l'anno, anche tutte le gare che poi ha fatto qua in Europa, ma proprio anche i freni a disco stessi sono nati da un'idea di chi? Cioè è nato tutto in America dalle fiere, poi Maurizio può darmi ragione perché è stato a Las Vegas e ha visto quello che succede negli Stati Uniti. Il cross è d'inverno in un momento dove la strada è ferma, quindi ha un bacino di utenza enorme. Se poi si fanno vedere anche degli eventi di un certo tipo è normale che la gente ti segue. Gli americani vedono lungo e poi non c'è l'invidia. Io non apprezzo nulla degli americani, l'ho sempre detto, però apprezzo il fatto che non hanno proprio invidia, cioè per loro il successo è da condividere come è un traguardo di tutti. Certo. E quindi, Certo. Lara Crestanello, ci andiamo a te perché sei anche tu frutto di un trofeo di ciclocross dove la tua famiglia, Cannata e la vostra società, insomma, spesso strizzano l'occhio e vanno volentieri, vi mandano volentieri al ciclocross. Sì, sì, nella mia famiglia e anche sono contenta della mia squadra che mi hanno sempre accompagnato a tutte le gare. Bene, grazie Lara. Filippo, invece voglio tornare a te perché magari vanno in fretta. Guarda che bella ragazzi, visto che intelligenza. Io prima ti ho fatto una domanda a microfoni spenti perché siccome cioè Renzi ha detto che lui dovrà dedicare €1 di sicurezza e €1 in cultura e prima ti ho chiesto alla scuola tua, stamattina sarai andata alla scuola, ti hanno festeggiato con i palloncini, c'è una cosa grande perché campione italiano di uno sport, secondo me vale la pena di essere festeggiato. Sì, adesso non lo so come funziona bene queste cose, però per noi sportivi sicuramente è una cosa a cui teniamo moltissimo. Adesso sicuramente non solo il nostro sport è da tenere d'occhio, ma tutti, e quindi sì, un piccolo riconoscimento ci potrebbe benissimo stare Ma te dalle l'hanno fatto scuole. stamattina, dicono, Filippo Fontana ha vinto i campionati italiani, non so, una cosa grossa. No, una cosa grossa no, però i complimenti sì, me li hanno fatti e basta. Molto intimi. Sì, ma con gli Mia amici moglie- così. Perché io lo dico da 20 anni, io sono pure, come dice, io sono rincoglionito, ma per me i ragazzi che fanno sport e fanno queste cose qua, insomma, è diverso. Scusami, adesso noi guardiamo la pubblicità. Salvador, guardami che tra poco ti devo pure interpellare a te. È possibile mai che noi lo sport lo vendiamo nelle televisioni, scommettete proprio creare dipendenza? Cioè, la ludopatia è veramente al primo posto delle malattie in Italia perché creiamo dei vizi. Invece bisognerebbe scommettere sulle vittorie di questi ragazzi quando vanno a scuola, quell'euro che bisogna investire in cultura e prendere Filippo Fontana, i campioni d'Italia, e fare una mega festa. Quel giorno nessuno va a scuola, cioè andiamo a scuola per festeggiare un simbolo. Scusami se dico una cazzata. Fate pure l'applauso se volete, perché questa è dinamica questa trasmissione. La verità, cioè, scusami, così arrivo anche a te, è la verità. Caro Giacomo Salvador, che tu sei l'emblema e devo dirti la verità, fai anche tenerezza, ma te lo dico con tutto il mio cuore, perché tu sei sempre là, e ti prendi un casino di parole e vabbè, perché d'altronde, però sei sempre là a darti da fare, inciti tutti i corridori. E allora io non voglio che tu muori e poi dopo facciamo memorial. Ma mi fai finire. Non voglio che tu muori e poi dopo tutti quanti, anche i nemici, fanno il memorial. Che bravo che era. Vaffanculo. Se stai bene adesso ti teniamo. Grazie. Qual è l'applauso di questa cosa? Cioè, visto che ci sei, godiamoci ancora un po', insomma, perché hai fatto un bel lavoro. No, il bel lavoro l'abbiamo fatto insieme con le società, con gli sponsor, con tutti quelli che hanno passione del ciclocross. Perché secondo me il ciclocross, io sono andato per sbaglio perché c'è stato un amico, Riccardo Piccin, che era professore di ginnastica, che mi ha portato perché ha detto che andavo abbastanza bene a piedi, ma una volta il ciclocross era molto differente. Certo. C'erano 20-30 ostacoli, c'era più fango, c'era un po' tutto, c'erano delle regole. Adesso l'hanno snellito, l'hanno fatto tipo strada, escluso gare come Buia e come ieri, che ieri si è visto veramente la gente che arrivava al traguardo finita. Ma
Secondo me, quando un ragazzino come Filippo e loro, che li vedi che il primo aspetta gli altri, vuol dire che è nata un'amicizia. Certo. Un'amicizia che li fa diventare grandi prima dell'ora e crescono bene sti ragazzini. E quando arrivano a 18 anni, anche se non diventano dei campioni, quelli non hanno problemi, non hanno paura di niente. E su questo fatto devo ringraziare molto Alessandro Fontana quando abbiamo formato 3 anni fa la scuola di ciclocross. Perché Alessandro è uno di quelli, e io la penso uguale a lui. Per me non è vero che gli sponsor vogliono le vittorie, gli sponsor vogliono la pubblicità, vogliono che tu lavori bene, che in armonia con gli atleti, che sia una famiglia. Poi i risultati vengono prima o dopo. E Alessandro sta inculcando ai nostri ragazzi e sono convinto che fra qualche anno noi vedremo delle belle sul ciclocross. Perché il ciclocross non fa male, basta che i direttori sportivi li sappiano gestire sti ragazzi durante l'anno. Perché da quello che vedo in giro c'è chi corre tutto l'anno, ma i risultati li fa lo stesso. All'estero fanno il ciclocross, fanno strada, fanno tutto qua. Va a finire che i prof corrono 11 mesi tra trasferte, una cosa all'altra, poi va a finire che per correre professionista devi portarti la liquidazione del papà perché ti prendono su. No. Se io vado Io qua farei un applauso a te perché hai avuto il coraggio di dire una cosa che noi sosteniamo da tempo. Nella vita, quando io penso questo, quando fai le cose senza tornaconto, che lo fai pro bono, perché questo è, nessuno sta diventando miliardario, e lo fai col cuore leggero, puoi anche andare con la schiena dritta a dire quello che pensi. È vero che anche i pazzi dicono quello che pensano, però tu stai dicendo le cose che pensi che sono vere, perché questo mercimonio esiste non soltanto tra i professionisti, ma credo anche tra gli allievi, e si inizia già a fare questo tipo di discorsi. Hai dato chiarezza di quello che è in realtà lo specchietto che sta dimostrando questo trofeo Triveneto e Mastercross. Scusami, abbiamo fatto a livello nazionale come fuoristrada che si doveva fare la multidisciplinarietà. Allora, come mai che un ragazzo che gli piace, io ho parlato con un ragazzo là, Zana mi ricordo, e mi ha detto quest'anno Giacomo non correrò e mi è dispiaciuto, però l'anno prossimo voglio tornare. No, io se sono un atleta ho ad avere il coraggio, le dico al direttore sportivo, no, io non firmo, voglio fare il ciclocross. Se poi sono veramente forte posso fare anche la strada, ma perché me li devi impedire una cosa che mi piace? E poi vedi, ogni domenica è una famiglia, libertà, è una famiglia. Ma si viola anche la libertà, quindi credo che si fa anche un reato, caro Maurizio. In un certo senso sì, si limitano le libertà. Questa è la cosa peggiore che può accadere. Enrico, tu dall'alto della tua comunque carriera hai evidentemente percorso delle strade, c'è qualcosa che ti ha in qualche maniera deviato da quello che era il ciclocross? Mi pare che anche tu quando correvi su strada ti sei fatto un po' ammagliare perché forse ti avevano promesso che quella fosse stata la tua strada giusta. No, io mi sono messo contro tutti per fare il ciclocross. No, io ho fatto il contrario. Tornassi indietro. Però hai fatto un po' di strada, ma potevi continuare e hai preferito fare... No, proprio per forse decisioni che andavano in contrasto con l'ambiente, probabilmente non sono rimasto fuori dall'ambiente della strada. Hai pagato un po'. Però tornassi indietro probabilmente non accetterei più di andare su strada e continuerei il mio tram col ciclocross. Si possono abbinare diverse attività col ciclocross. E nella mia persona, secondo me, tornassi indietro punterei più su ciclocross e fare qualche altra attività, avrei fatto qualche altra attività sicuramente. Beh, insomma, questo è importante quello che dici, perché può essere anche un buon consiglio da dare a questi ragazzi. Io l'allargo perché per me chiunque pratica sport, che poi pratica pure il ciclocross o il ciclismo o la pallavolo e il pallone, l'importante è che lo si faccia in maniera importante, con passione, perché sennò alla fine questi ragazzi dopo le scuole, qua vedo tante mamme, non sanno dove mettere i loro fanciulli. E allora in Italia siccome abbiamo perso un po' il termometro, Ilenia, gli asili nido costano un botto, cioè le madri devono andare a lavorare per pagare, cioè siamo all'assurdità, cioè proprio deve pagare l'asilo nido, quindi uno stipendio se ne va là, cioè, parliamo di crescita, ma qua è la crescita al contrario. Quindi quando trovo delle società che si prendono cura
pro bono dei ragazzi, io credo che questo vada veramente alimentato e giustificato. Detto questo, io vorrei un valletto che passa il microfono a Cusin, poi alla ragazza, ma questo va, devi entrare in campo te, perché io queste belle ragazze non le ho mai viste al ciclocross. Perché tu non guardi, non conosci. Io guardi. amo soltanto mia moglie, guardo soltanto così. Beh, intanto abbiamo Simone Cusin, Eh. che ha avuto una brutta ultima settimana, anche lui influenze varie, però è riuscito, secondo me, anche di esperienza, a vincere un bel campionato italiano. Te lo aspettavi? Guarda, sinceramente proprio no, nel senso che ho aspettato proprio l'ultimo minuto per decidere di correre, l'iscrizione era stata fatta, però viste le ultime corse, i risultati, ho deciso di andare. Ilenia dice giusto perché con le gambe proprio non c'eravamo e la testa ha fatto il resto. Guarda che in questo caso tante volte nel ciclocross la testa comanda più delle gambe. Sì, spesso e volentieri è la testa che ti porta alla fine perché con le gambe fai un'ora, almeno noi, sei sempre al limite. Noi ringraziamo, intanto usiamo le immagini gentilmente offerte dal team di Monteprat che ci hanno mandato in questi giorni per poter, mentre parlano, vedono i loro arrivi, che fa anche piacere, no? Invece questa signora qua, Tamara. Allora, lei ha una bella storia, perché lei la prima gara che ha fatto è stato il campione italiano di Monteprat, in FC. C'è. Prima faceva le gare dell'Axi e... Sì, ma dell'Axi cosa vuol dire? Che facevano le gare dell'Axi, insomma, vabbè, sempre i ciclisti sono. Sì, però la prima gara ha fatto... Diciamo è già la che per me medaglia. è stato proprio la prima gara FC. Sì. E sei arrivata? Seconda. Fategli un applauso. Va. È andata bene, brava. Però tu hai un segreto, c'hai un marito come me, di quelli un po' rimbambiti, che pur di accontentare la moglie, ti lavano la bicicletta, ti portano all'Ikea. Vai all'Ikea, tu scommetto. Tu mai? Tua moglie ti manda all'Ikea, tu non sei da Ikea? No. Vabbè, però, Al momento no. Però fai ciclocross. Ciclocross, Io invece ho sì. una moglie che mi porta all'Ikea, mi viene sempre una depressione all'anca. Vabbè, un applauso. Brava. Grazie. Diego! Lavardà! Che può darmi la mano per tutte le sfortune che ha avuto nell'ultimo periodo. Dai, c'è già il lavoro che già è precario. Che sfighe hai avuto? Confidati, dai, siamo tra amici. Prima di Natale ho voluto dare un'ultima controllata al percorso, super percorso di ieri e dopo un'ora e mezza per provare a fare una furbata l'ho parata di schiena, ho dovuto fermarmi e Si è bloccato. È andata male. mi è andata male. Però- Sabato mi sono difeso di testa, non di Sei la fisico. patacca anche tu, voglio dire. Siamo no? tutti di testa qua. Cioè, di testa, ragazzi, complimenti, fatevi un applauso, non lo so. Avessi vinto io una medaglia d'argento. Nicola, ti dimentichi della mia medaglia? Che già, è nessuno vero. mi aveva pronosticato. Io di testa, con 3 kg in meno, 2 Nessuno influenze. cosa? No, tranne Argesi mi aveva pronosticato. Io non mi ero messa. Fatemi un applauso. Giacomo, ci fossi io, dovrebbero scrivermi proprio, guarda, una lettera. Tu fai la gara domenica. È iniziata a che ora? 9:30. Ecco, già questa è una nota di demerito. No, ma facciamo correre gli amatori perché c'è ancora un po' di freddo a Sì, Vittorio. gli amatori sono già abituati a alzarsi la mattina presto. Per salvare un po' i ragazzini. Sì, I ragazzini. sì, già me li vedo come Ah, fantozzi. quando correvo io ho corso anche alle 9 Ah, a sì? Roma, era anche abbastanza freddo qualche volta. Alle 9:30 gli amatori e ce li togliamo alle... Tutti, anche le donne, ricordati, perché gara nazionale. Poi a seguire ci sono gli esordienti, primo e secondo anno, maschile e femminile, poi ci sono gli allievi, maschile e femminile, poi c'è le prove libere dalle 12:10 all'1:10. Che si può mangiare un boccone, diciamo così. Sì. Poi c'è la gara delle donne, e il junior, maschile e femminile, open e tutto. E per ultima alle 14:10 L'ultima gara. l'ultima gara. E poi le premiazioni, mi pare che sia da fare gli straordinari là. Ma là è un po' abbastanza dura perché abbiamo 130 premiazioni di giornata, 120 del trofeo Triveneto e 90 del Mastercross. Preparati Argesi, vai a casa a Cioè, mezzanotte. allora, la poche- gente non poche sa che lo stai parole bene. e No, ma la Talpinaro gente lo veloci. sa dentro il profondo. No, ma è vero, ma non stanno bene. Cioè, finiamo a che ora? Alle 2 del mattino facciamo una tombola? Perché facciamo parlare poco tutti, solo chi serve. Sì, beh, mi pare, spero questo, perché... E poi tutti quanti le premiazioni, poi tutti a casa. Bene, io ti ringrazio. Beh, tu sarai presente, Certo. penso. Sì. Ma cos'è che ti lega? Cioè, cos'è che ti lega
a Giacomo Salvadori. Io e te ogni tanto ci sentiamo. È una cosa bella che devo dire. Siamo quasi fratelli sotto certi aspetti, perché io e te proprio parliamo la stessa lingua. Sì. Non ti piace mai criticare a vuoto, sono critiche sempre positive o perlomeno costruttive. Di Giacomo cosa ti piace? A me niente, devo dire la verità, cioè, specie domenica. No, a me Giacomo mi è sempre piaciuto, mi piace tantissimo. Lo chiamano tutti il generale Salvador, no? Però è vero, se Giacomo non ci fosse, cioè veramente mancherebbe qualcosa. Lui è sempre lì, c'è prima degli altri, anche giorni prima, certo. Arriva, picchetta, prepara, diventa matto. Penso che Giacomo si possa definire passione pura, cioè proprio, ma è purezza di passione. Detto da uno sponsor. Qualche volta è Fate anche voi scortese, un Giacomo. applauso perché... Qualche volta Giacomo è anche scortese, perché mentre si lavora non si può fare altre cose, o si fa il lavoro fatto bene, si fa di meno. Però qualche volta Giacomo si commuove anche come sì. concisotto. E perché è un tenerone? Beh, siamo in chiusura. Scusate, nessuno se ne abbia male, perché quando si critica un giocatore di calcio, o Balotelli qua, o Mancini per un'altra maniera, non si offendono, cioè raccolgono, sanno che è il loro ruolo anche prendersi delle critiche. Se noi critichiamo i corridori, caro Franzoi, voi come corridori siete un po' pittime, anche i direttori sportivi. Se diciamo, non mi sembra tanto informato, si incazzano veramente in maniera Mi pare in esagerata. forma, poi arriva la telefonata, ma no, non è vero, ho forato, ho fatto... Cioè, uno può dire una cazzata, Ogni tanto, insomma, prendiamola. però se la prendono. Però tra tutto il Mastercross e il Trofeo Triveneto, io mi sono fatto un'idea del percorso più bello in assoluto. Non so se siete d'accordo con me. Dimmi tu il percorso più bello che ha fatto di più brillare gli occhi. Ma guarda, là c'è una storia di qualche mese prima, no? Perché mentre si stava facendo il calendario, Iari è saltato fuori che voleva fare una gara anche lui, e siccome che Iari io lo conosco da molti anni, è un ragazzo semplice, di quelli che parla poco. E che ha fatto il Comunità Montana del Brenta. Ecco, e insieme all'altro, a Piero, si sono messi, ma io sono rimasto stupito quando sono arrivato là la mattina, perché siamo arrivati io e Biliani, e il Tonton ci ha portato, c'era una sbarra e non si poteva neanche più tornare indietro col furgone, perché toccava da tutte le parti. È arrivato un signore alle 6 del mattino che ci fa, non qua, siamo tornati indietro pian pianino, anzi mi sono tolto, ho fatto guidare Biliani, perché Biliani faceva rally una volta, no? Io ho detto, fallo tu perché io non vado indietro con i specchietti solo laterali. Vabbè. A una certa età. No, sono abituato con lo specchietto anche in mezzo, con i furgoni, così. Vabbè. E siamo arrivati là. Quando ho visto, ho detto, ma quanto hanno lavorato? Perché addirittura avevano preparato una gru, perché hanno finito a mezzanotte con i fari. E in caso che non ci vedessero per togliere, perché la mattina dovevano tirare via tutto. Quindi, diciamo, il percorso forse più bello è quello di Carmignano di Brenta, vero? Avevi una veduta eccezionale se non ci fosse stata. Certo. No, ognuno Perché ha le se sue si offendono. caratteristiche. Certo, ma che nessuno... Sono tutti, ho detto, sono tutti Sì, sono meravigliosi. tutti belli, però anch'io, se io devo Da dire due una ragazzi cosa, giovani non mi sarei esatto. mai aspettato. Sì, perché questa è la cosa che però la manderemo casomai settimana prossima, è che due ragazzi giovani che si impegnano così tanto mi piacerebbe preservarli, perché in questo mondo di anzianotti che non mollano mai, è vero, sarebbe bello dare speranza, caro Franzoi, perché alla fine questi qua sono il futuro, anche come organizzatori. Ma sì, infatti quando ho corso lì a Carmignano Sei rimasto stupefatto. sì, ho detto subito che avevano fatto un bel lavoro, perché Quindi la medaglia la puntiamo a Carmignano, ma tutti quanti. Però io lancio anche una cosa, perché così diamo l'ufficialità, perché sarebbe anche bello magari farli Certo. venire a Scratch eventualmente. Magari sulla pagina del Trofeo Triveneto lanceremo un sondaggio, Sì. così tutti potranno votare la loro gara preferita. Guarda, facciamo una scommessa, fatelo, alle premiazioni di avete una settimana di tempo, chi più voti raggiunge, gli daremo una sella al percorso. Ti va bene? Mi sono sbilanciato. Dai, via. Vabbè, guarda, mi è andata bene. Ragazzi, io intanto ringrazio questa cortese pubblico che ha fatto tanti chilometri per essere da noi, fatevi un applauso. Grazie alle mamme, ai genitori, grande cannata a questi due ragazzi che vi voglio tanto bene, perché voi per me mi infondete tanto coraggio e tanta voglia di continuare. Grazie ai miei ospiti, Franzo, con te siamo amici da una vita. Grande
il mio Maurizio Schiavon, perché guarda, veramente ti faccio i complimenti per stare accanto a una persona come il signor Giacomo Salvador. Grazie anche a Renato Longo, pluricampione. Grazie a voi. Grazie anche a te, Giacomo Salvador. I tuoi appuntamenti? Adesso Coppa del Mondo e poi Mondiale. E poi facciamo un bel servizio al Mondiale. Con Gianluca Giardini. Beh, le coppe con Gianluca Giardini. Ma io No, lo so. non con Gianluca Giardini. Questa settimana sono con Paolo Savoldelli. Ma non mi dire. Sì, è il mio mito di Savoldelli, giovane. Piano, piano, Questa settimana sono con Savoldelli, la prossima con Gianluca. È marcato a screcce, Bike bike. Bike Un applauso. Bike bike, Savoldelli, ok. Ancora un po', dai, perché cazzo mi piace di più? Ma dai, Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.